Un viaggio di 30 chilometri che l'ha tenuta lontana dalla sua famiglia per 2 giorni. Questa la storia di Angelina, una gattina bianca, nera e rossa che da Monselice, dove vive con il suo proprietario, il consigliere comunale Francesco Miazzi, è arrivata in provincia di Venezia. Angelina, infatti, si era intrufolata nell'auto di una ragazza che lavora a Monselice, ma vive a Vigonovo, nel veneziano. La proprietaria dell'auto, tornando a casa, ha sentito dei rumori strani provenire dal vano motore. Arrivata a Vigonovo, la sorpresa: sotto il cofano ha trovato la gattina. Da qui l'idea di fotografarla e lanciare l'appello sui social, partendo proprio dalle pagine dedicate alla città della Rocca. Nel frattempo, a Monselice la famiglia Miazzi non si dava pace, ben conoscendo l'esuberanza della gattina. Quando hanno visto il post, non potevano credere ai loro occhi. La loro micia era ad oltre 30 chilometri da casa. Ora la gatta Angelina è tornata nella speranza che non voglia più avere avventure simili.